Buonasera. Buonasera a tutti. Io prima di iniziare cedo subito la parola a Leopoldo Destro che vi porge i nostri saluti e poi procediamo con l'evento di questa sera. Prego. Buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui in un momento importante per Alice e per la sua famiglia. In un momento importante, stavo commentando adesso con il professor Costa, in realtà per il mondo, perché la presentazione del libro dell'Alice coincide con l'incontro Trump-Meloni, quindi rimarrete nella storia, quindi direi che avete centrato anche questo, perfetto. No, lasciatemi intanto fare i complimenti ad Andrea Bettini per quello che ha scritto, per come l'ha scritto. Mi hai riempito un domenica pomeriggio delle Palme che rimarrà in ricordo. C'era brutto tempo, quindi sono stato avvantaggiato in questa lettura, che è stata una lettura continua, senza fine come il libro, con grande pathos, con grande emozione, con questo bellissimo, lasciami dire, filo conduttore che hai voluto usare della foto. Io l'ho letto digitalmente, quindi non l'ho neanche sfogliato, e arrivare alla fine avendo vista tutta la tua descrizione non serviva arrivare alla foto perché già l'avevi resa benissimo, però in realtà arrivare alla foto è stato importante perché intanto è stato emozionante. Non ti nascondo che avendolo letto tutto di fila, e forse è stato questo il motivo della mia emozione, arrivare a trovarsi questa foto che digitalmente poi si vede anche meglio forse che sulla carta stampata, è stata una grande emozione. Una grande emozione che mi ha fatto capire l'importanza della famiglia all'interno di un'impresa. E come scrivi bene tu, Andrea, l'importanza delle persone, delle singole persone che in quella foto e nella vita e nella famiglia e nel lavoro non c'è il segno più e quindi non si addizionano ma si moltiplicano, e questo secondo me è una cosa importantissima e bellissima. Hai reso veramente bene l'idea, perché si moltiplicano come persone, ma vi garantisco, essendo insomma anch'io parte di questo grande mondo delle imprese familiari, che ricordo essere circa l'80-85% delle imprese del nostro territorio nazionale, quindi una parte importante. Dicevo, non posso non ricordare come l'effetto moltiplicatore della famiglia poi è effetto moltiplicatore all'interno dell'azienda. Cioè una famiglia unita, una famiglia che riesce a fare i passaggi delicati, ha un fattore moltiplicatore per tutta l'azienda, dà un boost pazzesco a tutta l'azienda. E quindi Andrea, veramente complimenti, mi hai dilettato una bella domenica pomeriggio delle Palme. Ma complimenti alla famiglia Pretto, complimenti alla famiglia Pretto per quelli che sono i valori che hanno messo di fronte al narratore Andrea, perché tutte le figure sono strategiche in quel racconto, nessuna ha un ruolo davvero attore protagonista, sono tutti coprotagonisti di un successo. Giuseppe, perché Giuseppe secondo me è l'emblema di quello che è lo start-upper, cioè noi abbiamo in mente lo start-upper di generazione Z, ma invece si può diventare imprenditori a qualsiasi età, perché è la voglia, il desiderio, l'ambizione anche di voler creare qualcosa di suo, e quindi in questo Giuseppe dimostra e dà una lezione un po' a tutti di come si può con caparbia, con voglia, avendo anche di fronte delle difficoltà, arrivare al successo. E quindi io farei un grande applauso al signor Giuseppe per quello che mette a terra. Ma non possiamo non sottolineare, non posso non sottolineare, perché anch'io ho una mamma che ha un ruolo importante nella mia famiglia, e mia madre è il punto di equilibrio nella mia famiglia, e la signora Loretta l'ho rivista bene, il punto di equilibrio della famiglia, la sensibilità, la dolcezza che la signora Loretta mette, e si legge un po' tra le righe, ma ho avuto modo di conoscerla in questi anni anche nei suoi atteggiamenti, nelle sue
nel suo accompagnare Alice dietro le quinte. Quindi un complimento grande anche alla signora Loretta. Poi Luca il visionario, no? Il visionario, lui lo descrive benissimo, bello anche quel messaggio che dici, Andrea, Luca la visione, Alice la missione. È una bellissima immagine che mi ha colpito, quindi Luca il visionario, Luca che è il primo, insomma, che affianca il papà in questa avventura, in questa nuova avventura, è quello probabilmente che dà la fiducia anche ai senior di voler intraprendere, di fare dei salti importanti anche nei momenti difficili che hanno avuto davanti. Quindi Luca la visione, Luca il coraggio, Luca è quello che si è affiancato per primo ai senior, ai genitori, e quindi un grande applauso, non lo vedo, a Luca. E poi arriviamo, ahimè, tocca arrivare pure ad Alice, ma arriviamo ad Alice. Alice che ho avuto la fortuna anch'io di incontrare in un momento che io ho chiarissimo nella vita associativa. Me lo ricordo ancora, forse c'era qualcuno anche dei presenti. Eravamo all'azienda Luxardo, io ero nel mio tour presidenza, e quindi ero al tour che anche Paolo ha toccato nei suoi mesi prima di diventare presidente. Si gira nei territori per far conoscere quello che è un po' il programma, e io ricordo benissimo, ricordo anche dove era seduta la seggiola. A un certo punto, perché si apre un dibattito, interviene Alice e mi ha impressionato, perché non sapevo che la sua visione e la sua passione per la luce, però anche a me si è accesa una luce in quel momento. Si è accesa una luce perché non solo per la sua per il suo contagio, per la sua visione, per la sua, tra virgolette, anche semplicità, ingenuità da giovane, perché allora non era ancora trentenne, quindi è giovane, ma era una vera giovane. E proprio mi si è accesa una luce, e da là inizia con me, Alice, poi tutti ci prendono sempre in giro, un binomio forte che ci ha accompagnato in un percorso virtuoso. E il tatuaggio che Alice vorrà farsi prossimamente della luce, io questo tatuaggio, ahimè, me lo sono portato dietro per questi 6 anni, ed è stato un tatuaggio che ho portato con grande orgoglio vicino a me. Alice è sempre stata a fianco a me nel percorso di presidenza, è sempre stata a me con grandissima discrezione, è sempre stata a me per imparare, per ascoltare, per avere uno spunto in più, ma lasciatemi dire, molte volte anche per me è stato un vero aiuto. È stato un vero aiuto, perché avere la visione, la parola out of the box di una giovane è stato tanto per me, è stato molto formativo, e questo mi aiuterà anche in un percorso che tra un po' dovrò affrontare anch'io, magari nei passaggi generazionali, perché avere un giovane che si sa comportare, che sa distinguere il momento in cui bisogna intervenire e non intervenire, che sa come poter darti il suggerimento giusto, è tanto importante. Quindi io ringrazio Alice per il percorso che abbiamo fatto insieme, e lasciatemi dire un'altra cosa importante. Io penso che Confindustria sia anche questo. Confindustria è un compagno di viaggio. Confindustria è un mentore per molti aspetti. È colui che ti può accompagnare, colui che ti può insegnare, e colui che ti riesce a fare anche un salto di qualità, se riesce a cogliere gli aspetti veri che stanno dentro a Confindustria. Alice questo l'ha imparato, l'ha preso suo tutta la famiglia, e penso che anche Confindustria abbia partecipato alla crescita di SI Group, e in questo quindi ci sentiamo tutti come sistema Confindustria molto orgogliosi di essere stati parte anche di questo percorso. Però lasciatemi dire, Alice ha dato anche tanto al sistema, quindi è un dare e un avere, e questo secondo me è il ruolo che deve essere di Confindustria, quindi dare molto agli imprenditori, insegnando quali sono i percorsi virtuosi da intraprendere, ma anche ricevere molto. Alice ha dato molto, creando un gruppo di giovani fantastici, eccezionali, ne vedo
ne vedo molti qua, anche a significare quanto ci tengono ad Alice, quanto siete stati vicini ad Alice, quanto bel gruppo siete, e io ne vado sempre orgoglioso, veramente, tanto, perché siete stati un punto focale ed essenziale anche per la nostra creazione della grande Confindustria Veneto Est. Quindi io vi ringrazio per questa bella testimonianza che avete dato. Io dico è un atto di coraggio, perché non sempre si riesce a aprire le porte della propria azienda, che vuol dire anche, in molti casi, della propria anima, perché dentro l'azienda c'è un'anima. Voi avete avuto il merito di raccontarlo, e questo non è facile, perché noi imprenditori siamo tanto bravi a fare le cose, poco bravi a raccontarlo, e quindi anche questo racconto di SI Group deve essere un grande esempio per tanti imprenditori che possono capire quante difficoltà ci stanno dentro un'azienda, possono prendere spunto, e magari prendere spunto anche per un prossimo libro che Andrea Bettini andrà a raccontare in maniera sempre così coinvolgente. Grazie a tutti, una buona serata e complimenti ancora. Grazie. Grazie mille a Leopoldo Destro per questa presentazione e per questa introduzione. Approfitto anche per porgere i saluti di Filiberto Zovico, che ci raggiungerà più tardi, e vi presento gli ospiti della serata che già avete avuto modo di capire chi sono. Intanto Andrea Bettini, a cui farei un grande applauso mentre si accomoda. Autore del libro Senza fine, il viaggio di un'impresa familiare, edito da Posse Editori. Approfitto per presentare anche Alice Pretto, presidente dell'SI Group SRL e vicepresidente di Giovani Imprenditori Confindustria. Ed è con noi anche Paola Carron, consigliere delegato di Carron Cav Angelo SPA, presidente di Confindustria Veneto Est. Quindi adesso dobbiamo iniziare. No, dico, adesso dobbiamo iniziare, ma non è facile. Perché non è facile? Perché, intanto, scusate, buonasera a tutti. Non è facile perché dopo un'introduzione come quella che ha appena fatto Leopoldo Destro, veramente qualunque cosa in più andremo a dire, forse è anche in più. Cercheremo appunto magari qualche dettaglio, qualche sfumatura, però ti ringrazio veramente, perché credo che tu abbia colto in quella domenica delle Palme che hai letto il libro, hai colto proprio l'essenza che abbiamo voluto trasferire attraverso questo libro. Allora, come funziona la serata? La serata abbiamo sparigliato le carte, perché per una volta dovevo essere anch'io intervistato, invece Filiberto arriverà, ma poi quando arriva magari mi fa qualche domanda, quindi avrò questo doppio ruolo di autore e di intervistatore, che tutto sommato mi dicono come riesco a fare entrambi. Passeremo 20 minuti, una mezz'oretta a chiacchierare con Alice, che è una delle protagoniste di questo libro, e con Paola Carron, perché non solo perché ha letto il libro, ma perché capirete poi insomma che è persona informata sui fatti, insomma, se parliamo di passaggio generazionale, di famiglia e di quant'altro. Cercheremo questa sera, anche grazie a questa introduzione di Leopoldo Destro, mi viene da dire che parleremo di impresa utilizzando una grammatica che va sotto il nome delle emozioni. Quindi preparatevi. No, perché dico questo? Perché è importante. Cioè è importante trasferire il racconto di un'impresa non solo attraverso i numeri, che sono fondamentali, ma attraverso anche quello che si fa fatica a percepire da un punto di vista quantitativo, ma che poi forse è quello che fa sì che un'impresa diventi qualcosa di magico, sia per chi la conduce, ma anche per quella capacità attrattiva poi che ha nei suoi collaboratori. Allora, non mi dilungo ulteriormente e passo subito alla prima domanda, visto che ci siamo preparati o no? No.
te mai. No, allora con me infatti mi dicono sempre, ma quali sono le domande? Non so, adesso andiamo un po' a braccio, però no, c'è una domanda importante che faccio a te in rappresentanza, ma naturalmente la farei anche a Giuseppe, a Loretta e al buon Luca. Perché è vero, è un atto di coraggio quello di mettere la storia di un'impresa su un libro, sono perfettamente d'accordo, proprio, dico sempre, è un intervento a cuore aperto, si va proprio nell'anima di un'impresa. Quindi la domanda è questa: perché la scelta appunto di mettere su carta questo racconto che tutto sommato in termini temporali è breve, però è molto 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 intenso? Allora, diciamo che buonasera a tutti e innanzitutto grazie di essere qui. Vedo molti amici, ma anche a chi non ci conosce che comunque ha avuto il piacere di venire ad ascoltare un po' la storia di questo libro e comunque un punto di vista diverso sul passaggio generazionale. Allora, tutto nasce da una mia ovviamente idea, come sempre, ho sempre delle strane idee, e ne parlo con Loretta, con mia mamma, e dico guarda, secondo me dovremmo provare a raccontare la storia un po' di Giuseppe, ma la storia di tutti noi, perché poi le scelte che ha fatto mio padre in qualche modo hanno influenzato positivamente la nostra vita e senza forzature, è stata proprio una scelta di cuore che abbiamo preso tutti. E mi confronto con lei dice guarda, sì, era un momento un po' particolare della nostra famiglia, avevamo appena ritrovato, no, questa grande serenità dopo aver fatto queste scelte coraggiose del passaggio generazionale che ovviamente influenzavano anche le dinamiche familiari, e incontriamo Andrea. Scrivo ad Andrea perché avevo letto i suoi libri di altri imprenditori, quindi magari porterà buon auspicio, e mi aveva emozionato molto, cioè l'altro libro che avevo letto mi aveva fatto un sacco piangere, ho detto no, bellissimo, devo parlare con lui. Quindi questa è la premessa, cioè No, quando secondo andrete me- a leggere il libro forse qualche No, lacrima. secondo me non fa piangere, no, stai più tranquillo. L'altro era, avevi messo quel capitolo e mi aveva ancora scioccato. Però a parte questo, incontriamo Andrea, parliamo, e la cosa bellissima che è accaduto è che quando abbiamo chiesto poi a Giuseppe e a Luca se poteva piacergli l'idea, no, di fare questo percorso, in realtà hanno detto di sì. Cioè, io mi aspettavo ma cosa vuoi fare? E invece hanno detto di sì. E quindi anche la volontà di avere voglia di raccontarci è stata un momento bellissimo. Abbiamo iniziato questo percorso e nel percorso, anche la prima volta parlando con Andrea, abbiamo detto, bah, mal che vada lo teniamo per noi. Perché di fatto poi è venuta fuori una specie di terapia di famiglia. Non è che è psicologo, però tiri fuori talmente tante cose, abbiamo scoperto talmente tante cose di noi che non sapevamo, soprattutto magari io e Luca, sui nostri genitori, sulla loro storia, sulle motivazioni. Ci fermiamo poco a parlare anche tra di noi in famiglia, no? Di quello che era stato il principio. E quindi è stato veramente un bellissimo percorso, e fino all'ultimo onestamente non è che volevamo pubblicarlo, c'è anche da dire questo perché è un grande atto di coraggio, no? E, insomma, qualcuno tirava magari più indietro, io sono abituata a espormi, quindi insomma un po' di più, un po' di meno, però alla fine poi abbiamo capito che nel nostro piccolo potevamo comunque essere un esempio. Nella presidenza, insomma, dei giovani imprenditori che ho vissuto e poi nei numerosi confronti che ho, mi sono proprio resa conto che ci sono tantissime realtà che affrontano il passaggio generazionale, ma nessuna di queste realtà che si preoccupa della dimensione familiare, e ho un grandissimo elenco di passaggi riusciti benissimo, ma di famiglie che non si vedono neanche a casa. E quindi è un paradosso, perché lavori insieme, tutto benissimo, risultati eccezionali, però poi hai perso un'identità molto importante. In un momento storico anche sociale come quello di oggi, forse dovremmo metterlo un po' più in luce, perché quello che noi abbiamo visto, anche se la nostra storia è tutta da scrivere, è un'azienda giovane, siamo come tantissime altre aziende piccole del territorio, non abbiamo grandi nomi, numeri giganti, insomma eccelliamo nel nostro piccolo, Però come tutte le storie c'è una unicità poi. Allora, prima di rivolgere la prima domanda a Paola, che non vede l'ora. Allora, Paola qua ha un doppio ruolo, forse anche triplo, adesso vi spiego il perché. Mi soffermo solo però su un dettaglio che ha detto Alice, perché effettivamente oggi siamo qua a festeggiare insomma, questo libro che è pubblicato. Però lei ha detto una cosa importante, che spesso quando si inizia a mettere su carta un libro
il committente subito non ha ben chiaro è quello che accade in questa fase di processo, cioè la scrittura di un libro, soprattutto di un'impresa, richiede di fermarsi un attimo, che è la cosa più difficile per chi fa impresa oggi, e poi in particolar modo nel loro caso tutti e 4 hanno dovuto fermarsi, guardarsi negli occhi, ascoltarsi, farsi delle domande, e quindi effettivamente è stato ancora prima di quello che poi è uscito su questo libro, quello che è accaduto, che non tutto naturalmente è scritto qui, ma quello che è accaduto credo che sia stato un processo virtuoso. Cara Paola, anche tu hai letto il libro, non so se la Domenica delle Palme o meno, e cosa è accaduto quando hai letto il libro? Allora, io intanto grazie Alice di questa opportunità, e anch'io ringrazio Giuseppe, Loretta e Luca perché la lettura di questo libro mi ha emozionato, ma perché mi ha fatto tornare indietro di tanti anni. Io l'ho finito di leggere ieri sera, devo dirti, la Domenica delle Palme, avevo un altro impegno. E appena ho finito di leggere quel libro, ho ripreso in mano il libro che noi, fratelli, avevamo voluto fare dopo la scomparsa di nostro padre, che è mancato giovane, e noi 5 ci siamo trovati e abbiamo detto cosa possiamo fare. E quindi ho ripreso in mano, ed erano 24 anni che non leggevo più quelle 10 pagine, perché in realtà era un libro fotografico. Perché nella lettura del libro della famiglia di Alice ha toccato molti temi che io ho sentito miei personali, come ha detto anche Leopoldo. Parliamo di famiglie, parliamo di lavoro, parliamo di valori, parliamo di etica, parliamo di persone che lavorano nelle nostre aziende, quindi tutti temi che io ho sentito particolarmente vicini. E quindi ho ripreso questo libro, e il libricino di mio papà, diciamo, e l'ho riletto dopo 24 anni che non lo leggevo. E mi ricordo che quando lo abbiamo così raccontato a chi poi l'ha trascritto, mi ricordo questi incontri che facevamo a cerchio, dove ascoltavamo anche parti di storia che forse non conoscevamo. Mio papà ha avuto una vita difficile, e quindi è stato un bel momento di condivisione, e questo ha sicuramente contribuito a rafforzare quel legame tra noi fratelli, dove giovani ci siamo trovati questa azienda. E ricordavo prima che mio padre non ha lasciato un testamento, ecco, noi non abbiamo fatto un percorso di questo tipo. Ci ha detto 2 cose prima di morire. La prima, ha detto non fate il passo più lungo della gamba. In realtà lui ha detto non crescete. Facevamo 50 milioni, adesso ne facciamo 380, per cui non l'abbiamo proprio ascoltato. La seconda è mantenete sempre fede ai vostri impegni. Pagate sempre i vostri fornitori. Ecco, questo per lui era una cosa sacra, il rispetto di qualsiasi persona che lavora con te, e anche il rispetto del valore del lavoro. E queste cose, insomma, in qualche modo io le ho sentite, percepite anche nei valori che questo libro ha riportato, e per cui è stato, ti dico grazie, perché sennò forse sarebbe ancora là nella libreria. L'ho ripreso in mano, mi ha emozionato, mi sono emozionata anch'io adesso, d'altronde questa è una storia che non può non emozionare, però diciamo che sono passati tanti anni, e questi valori sono fortemente radicati su chi siamo oggi. Anche se l'azienda è cresciuta, sono rimasti quei valori che a mio avviso sono quelle cose che ti fanno fare la differenza rispetto ad altri. Magari ti costa sacrificio, magari non vedi subito il risultato,
però a lungo andare sono le cose che ti premiano. E per cui ritengo che è quello che un po' le imprese familiari, che sono ricche, il nostro tessuto è ricco di queste imprese, dove questi valori sono proprio alla base, dove c'è una visione, c'è un'etica, c'è l'importanza appunto del lavoro, dei lavori. Ma nonostante che ci sia questo radicamento, non deve bloccare quello che poi è un cambiamento, che a volte ci porta ad affrontare un passaggio generazionale, che è il tema poi del libro. E per cui ritengo che sono due cose che vanno molto a braccetto e che io ho trovato nella storia di Alice e che anche nella mia, in sostanza. Ecco, per cui non bisogna bloccarsi di fronte a questo, bisogna guardare e avere coraggio di affrontare anche i cambiamenti. Se poi i cambiamenti vuol dire dare continuità alla famiglia, a maggior ragione. Se però nella famiglia non c'è chi ha desiderio di portare avanti, ci deve essere comunque la responsabilità verso quell'azienda che tu hai creato e che puoi dare continuità attraverso altri strumenti. Allora, è chiaro che non solo l'hai ben letto, ma hai colto anche tu gli elementi essenziali. Valori da una parte, Alice giustamente dice Paola, e però poi c'è il tema del cambiamento, cioè i valori devono essere fondamentali perché sono quelle le coordinate che anche nelle situazioni più difficili ti permettono poi di andare avanti, però non devono diventare delle zavorre. E qua arriviamo al tema centrale di questo libro, perché a proposito di cambiamento, la vostra è un'impresa relativamente giovane, ma in questa giovinezza avete fatto un cambiamento che non tutti si sentono pronti a fare, che è il famoso, insomma, passaggio generazionale. Allora, senza naturalmente togliere poi il gusto a chi avrà il piacere di leggere il libro, dove andiamo proprio anche nel dettaglio di alcuni momenti apicali. Prova però a condividere qual è stata l'elemento più difficile in questo passaggio generazionale, che è un po' anche il motivo, perché il libro ha anche questa finalità, poi diventare anche un consiglio attraverso la vostra testimonianza per coloro che lo possono fare. È una domanda difficile. Sei preparata, sei preparata. Nel senso che nel percorso ci sono, come dire, vari step, no, di difficoltà che poi si affrontano e si va avanti. E io credo che non mi viene in mente un momento preciso di difficoltà. C'è stata effettivamente una rottura in cui l'incomprensione, che poi l'incomprensione è fatta di dialogo, cioè basta parlare. È una cosa che non sappiamo più fare, ma basta imparare a parlarsi con le persone, cercando di portare il proprio punto di vista, ma soprattutto di ascoltare l'altro punto di vista. Posso parlare da generazione giovane, forse la cosa più bella che è successa è che ho imparato ad ascoltare un punto di vista diverso, perché in realtà la mia fortuna è avere due genitori profondamente lungimiranti, perché da quando abbiamo aperto SI Group in realtà lo sono stati, dandoci una piccola parte di quote, però lasciandoci sempre scegliere di fare. Io poi studiavo ancora, quindi, ma è stato proprio l'ascolto. E infatti io dico sempre che non è che è stato difficile per me, io penso che sia stato veramente difficile per loro, e gli fa onore questa cosa, nel senso che mi sono resa conto che lasciare o cedere è molto più complesso che succedere e che portare avanti un'attività, perché mal che vada sbaglio, fallisco, non so, può succedere, no? Mi fermo, cambio strada, non lo so, sto comunque rischiando, fa parte della vita di un imprenditore. Però in un certo senso, in un'azienda familiare, l'impresa, e secondo me quello è stato il vero punto di svolta, è stato quando in qualche modo c'è stata una missione che l'impresa, e prendete con le pinze quello che dico, fosse come un figlio in un certo senso. E quando hai questa realizzazione che dici, cavolo, io veramente ho dedicato tutte le mie energie, tutto il mio tempo, tutti i miei pensieri, le mie notti insonni, le mie più belle giornate qui, e adesso cosa faccio?
E forse capire per me da figlia questa cosa mi ha permesso di mettermi al loro fianco e di dire ok, aspetta, rallento anch'io perché magari ho l'esuberanza di procedere, di portare il cambiamento, che con Luca comunque avevamo questa grande visione che continuiamo a portare avanti, ma mettersi al loro fianco è stato una cosa che ha fatto tanto bene anche a me. Non so, magari glielo sto dicendo in questo momento davanti a voi, ma comunque succede così. Siamo ancora in terapia probabilmente con Andrea. E poi cos'altro? Niente, quindi questa penso sia la cosa più... Sì, aggiungo anch'io però un dettaglio, perché credo che a questo punto, mi permette, vi conosco abbastanza, mi viene da dire. C'è un elemento che viene anche descritto, e poi è l'elemento che è un po' il fil rouge del libro, che è quello che ho colto anche dalle vostre parole, cioè che un'impresa che vuole iniziare questo percorso di passaggio generazionale trova molti aiuti da un punto di vista legale, da un punto di vista fiscale, amministrativo. C'è un però, manca quello che un po' è il supporto, tu hai detto psicologico, comunque perché comunque il passaggio generazionale è fatto anche di emozioni e di magari la cosa più difficile da riuscire a gestire in questa transizione. È imparare a parlarsi anche apertamente. Non vorrei svelare troppo lì perché c'è un passaggio che secondo me merita di leggere. Vedete, è giallo. Però siccome l'ho svelato, Oh no, l'ho svelato in un altro discorso che ho fatto, comunque ci siamo fatti una domanda, che è: perché sei qui? Cioè ci hanno fatto fare una domanda, quindi noi non abbiamo mai cercato aiuti, ci sono tutti arrivati, quindi evidentemente dovevamo fare questo percorso. Perché sei qui? Ma non è difficile rispondere alla domanda, difficile è stato quando ci hanno chiuso dentro una stanza e guardandoci negli occhi ce lo siamo dovuti dire. Ecco, quello penso sia stato una delle mie più grandi opportunità della vita, di poter guardare le persone che più amo al mondo e tirare fuori qualcosa che sennò avrei rimangiato, perché comunque insomma un po' di orgoglio ce l'abbiamo tutti. Certo, l'orgoglio, che spesso e volentieri quello diventa anche poi un elemento che può bloccare. Paola, tu hai detto che sei qua con vari ruoli, insomma comunque hai anche un ruolo, sei l'attuale presidente di Confindustria Veneto Est. La realtà associativa, come diceva Leopoldo Destro prima all'inizio, è fondamentale, ne parla anche per la propria esperienza Alice nel libro. Dal tuo avamposto, come si può supportare, che sono la maggior parte appunto anche in termini percentuali, queste imprese in questo passaggio? E cosa fa anche a questo punto Confindustria Veneto Est? Prima di rispondere voglio aggiungere una cosa a quello che ha detto lei, che magari può essere utile. Ecco. Io ho trovato che rispettare i ruoli di ognuno in azienda sia un passaggio determinante per riuscire a lavorare bene assieme. Quindi per esserci però devono essere condivisi, accettati, se ne deve parlare, e poi si deve rispettare il ruolo di ognuno. Io lo dico perché noi eravamo in 5, quindi magari era anche un po' più difficile, un solo maschio, 4 femmine, quindi insomma, però 5 fratelli nati in 7 anni, quindi eravamo veramente attaccatissimi noi, e quello è stato secondo me un elemento che ci ha aiutato in questo percorso. Alla domanda, Confindustria Veneto Est, allora l'ho detto, le imprese, le PMI sono la parte diciamo fondamentale della nostra struttura anche associativa, e generalmente le piccole e medie imprese sono proprio imprese familiari. E molte dovranno affrontare questo tema del passaggio generazionale, per cui è fondamentale per noi sostenerle, ed è per questo che all'interno di Confindustria Veneto Est abbiamo proprio aperto un desk che si chiama Desk Imprese Famiglia, e che è proprio rivolto a tutte quelle imprese che vogliono anche informarsi, approfondire e eventualmente essere accompagnate in un percorso di questo tipo. Ed è fondamentale essere accompagnati. Noi
non abbiamo ancora la terza generazione, però potrebbero essere pronti per entrare, insomma siamo 12, 12 tra nipoti, quindi abbiamo già affrontato questo tema, quindi abbiamo già discusso e i primi incontri, non per essere monotoni, ma abbiamo proprio parlato dei valori fondanti dell'azienda, di quello che noi abbiamo ricevuto, era importante trasferirlo ai miei figli e ai miei nipoti. E mio padre ci ha sempre, allora non vorrei essere fraintesa perché guadagnare non deve essere il primo fine di fare impresa. È vero che però se un'impresa non guadagna non può resistere, però non deve essere il fine primo. Il nostro obiettivo principale, ad esempio, è accontentare il nostro cliente, mettere a disposizione di chi lavora da noi in luoghi belli e soprattutto sicuri, quindi anche la sicurezza. Questi sono i due temi fondanti della nostra azienda. È ovvio che la marginalità è fondamentale, però senza queste due cose è come un anello, e quindi questi sono i primi incontri proprio per trasferire i valori. Poi invece siamo entrati a toccare lati più tecnici, quindi anche porre delle regole per entrare in azienda e firmare un patto tra tutti noi. Una volta definite le regole, abbiamo firmato questo patto di famiglia, che noi a nostra volta non avevamo fatto, ma che però ci siamo presi per tempo, forse potevamo farlo addirittura prima, però insomma adesso lo abbiamo affrontato. E su questo io lo ribadisco, Confindustria organizza anche già tanti incontri di crescita, sia per linee esterne, sia per acquisizioni, quindi è un tema direttamente collegato, perché anche le PMI devono strutturarsi per affrontare un futuro che stiamo vivendo, penso un'era che possiamo definirla dell'incertezza. Cambiano le cose veramente in modo repentino, non si possono fare programmi a lungo termine perché come vediamo tutti siamo in balia di un momento particolare. Non dobbiamo scoraggiarci di fronte a questo, forse proprio anche le nostre strutture delle PMI sono agili e possono forse anche adattarsi più velocemente a questi cambiamenti, però bisogna strutturarsi e questo diventa fondamentale, e su questo noi come Confindustria Veneto Est siamo a fianco delle imprese che vogliono affrontare percorsi di questo tipo. Grazie. Allora, guardo un po' dalla regia quanto tempo abbiamo, perché poi vorrei... non vedo, è lontanissimo il cartello. No, perché poi mi piacerebbe ingaggiare con i presenti un paio di domande. Domande, vedi, il cartello diceva domande. Allora, prima di passare alle domande, però, una cosa al volo ad Alice. In sala ci sono anche, mi sembra aver colto, amici nonché giovani imprenditrici, imprenditori. Perché dovrebbero leggere questo libro? E dopo passiamo alle domande. Oddio, ragazzi, perché dovreste leggere questo libro? Posso fare io la domanda a loro? No? Ecco, vedo un cuore, quindi va bene, per affetto intanto, perché ci conoscono e soprattutto perché devo dire che le persone almeno qui presenti in realtà sono state a fianco di Luca e di me in questi anni, in questo percorso, che come abbiamo detto non è sempre stato lineare. E quello che dà il gruppo giovani di una Confindustria, di una qualsiasi associazione, ovviamente nel nostro caso di Confindustria, è proprio la possibilità di confrontarsi, di sostenersi, di non mollare quando in realtà vorresti farlo, che è una cosa che è successa anche a me. È stato proprio un giovane imprenditore che una bella mano qua mi ha detto tranquilla, ci sono passato anch'io. Sembra la domanda più semplice del mondo, ma è la domanda che probabilmente ha salvato il mio percorso, non lo so, e quindi in un certo senso a loro auguro buona lettura, però è perché io penso che siano parte della nostra storia e lo saranno anche in futuro, mi auguro, e quindi
Non ho grandi motivi, però insomma spero lo leggano. Chissà poi cosa ti diranno. Allora, con le domande, c'è qualcuno che ha il piacere di rompere il ghiaccio? Se no faccio fare al direttore subito una domanda. Perché ce l'hai una domanda? Prego. Però preparati Filiberto. Buonasera, innanzitutto. Grazie degli interventi sicuramente molto interessanti. Io mi porto a casa 3 parole che mi hanno molto colpito, che entrambe hanno ripetuto più volte. E il libro non l'ho ancora letto, quindi mi aspetto anche la sorpresa della foto nello spoiler finale. Sul tema dei valori, del dialogo e dell'orgoglio. L'anno scorso, a gennaio, ho avuto il piacere di presentare in un'occasione istituzionale il libro delle ossa dei caprotti, abbastanza noto, che racconta le storie e le vicissitudini della famiglia proprietaria di Esselunga. E devo dire che in più occasioni, parlando con l'autore, queste parole non dico che non siano mai uscite, ma ci siamo molto vicini. E non a caso raccontiamo di una storia molto, molto complicata. Io davvero credo che un po' da quello che ha detto la Presidente Carron, ma anche da quello che ha insomma, detto Alice in precedenza, il tema della capacità degli individui, delle persone di parlarsi e di affrontare queste tematiche per tempo faccia la differenza nella gestione poi dell'azienda. E questo mette poi a riparo spesso quello che si è costruito con tanta fatica. Quindi volevo chiedere ad entrambe, dal loro punto di vista, dalla loro esperienza personale, proprio il tema di quando può essere un momento giusto per affrontare all'interno della famiglia questa tematica. Grazie. Il tempo, perché effettivamente questa è una variabile importante, perché non è che si decide oggi facciamo... lascio a voi la risposta. Allora, non ho una risposta precisa, ciao Cristian, nel senso che io non lo so se mio papà fosse vissuto più anni, non ho idea di come, se avrebbe pensato ad affrontare un percorso di questo tipo, perché ha vissuto una storia complicata, ha proprio sofferto, voleva arrivava da una famiglia anche povera. Lui mi ha sempre detto che io ho patito la fame, mi diceva, ma non come modo di dire, proprio che non aveva da mangiare. Emigrante in Svizzera, dove non eravamo particolarmente ben accetti. Ha fallito appena è partito, dopo qualche anno, perché era amico di una persona e questo gli ha detto: costruisci qui una palazzina, dai che dopo facciamo il contratto. Mio papà ha costruito la palazzina, inesperto, il terreno era di proprietà dell'altro, quindi il bene, senza contratto, e lui si è trovato a costruire un qualcosa e poi l'altro e mio papà ha perso tutto, non si è fermato, ha ricominciato da zero ancora, e quindi una persona che vive un'esperienza di questo tipo ha ancora più difficoltà a lasciare andare le cose. Però io sono convinta che uomo estremamente intelligente, apparentemente duro e invece di una grande umanità, col passare degli anni forse anche lui si sarebbe preparato a questo passaggio. Forse era un po' maschilista, sì, anche se noi eravamo 4 donne e un maschio, però anche questo si può capire, perché quando arrivi da un certo percorso, insomma, culturalmente poteva essere così. Quindi lì il tempo non lo so se ci sarebbe stato quello giusto. Noi l'abbiamo fatto qualche anno fa, la nipote più piccola frequenta la prima liceo e il nipote più grande ha più di 30 anni, per cui forse potevamo affrontarlo anche prima questo tema.
io penso che è una cosa che senti, e quando è il momento maturo capitano le cose e le affronti, e penso che sia quello che è successo alla tua famiglia. Ciao Christian, allora io ti risponderei che innanzitutto è vero che bisogna sentirlo, però bisogna sempre farlo quando si sta bene, si sta festeggiando e si sorride, nel senso bisogna farlo quando si sta bene, perché poi è già tardi. E secondo me un'altra chiave di lettura è c'è un punto di vista che stiamo sottovalutando, cioè che quello che sta accadendo oggi, anche nella mia esperienza istituzionale che ho visto e che sto vedendo anche in Italia, è che oggi lo stanno chiedendo i giovani. Quindi sono i giovani che vanno dai genitori e dicono: a me piacerebbe, adesso ho dimostrato, adesso ho fatto, e stanno facendo loro questo passo. Perché probabilmente non ci si pensa, nel senso che io penso che magari nessuno di noi si sente l'età che ha, andiamo avanti come treni, siamo entusiastici, svegliamo la mattina, abbiamo le nostre cose da fare, non ci fermiamo mai a riflettere, no? Che è poi quello che è successo a noi in questa esperienza, anche l'importanza di un attimo di fermarti, dire dove sei arrivato, ma cosa hai fatto? E quindi forse quello che sta accadendo è questo, e che sta aiutando magari, perché comunque le transizioni digitali, le transizioni sostenibili, tutti questi cambiamenti veloci che bisogna sapere interpretare, no? Bisogna sempre essere velocissimi oggi, e quindi questo forse sta aiutando. Quindi io ritorno a quello che abbiamo detto prima, cioè imparare ad ascoltarsi, perché se c'è chi chiede, poi c'è chi deve ascoltare, se c'è chi ascolta, poi succede qualcosa. Se c'è qualche altra domanda veloce, ma anche lenta. Nessuno. Nessuno vuole sapere, perché è un giallo questo, nessuno vuole sapere chi è l'assassino. Vabbè, giustamente lo leggerete. No, ma allora se non c'è nessuna domanda, direttore, ci raggiunga, dai, vieni qua. Allora, un applauso a Filiberto Dovico. Vieni. Allora, l'ha fatto la tua vece. No, vabbè, io sono sempre convinto che il destino decide per tutti noi. Infatti Andrea mi aveva detto: mi piacerebbe condurre l'incontro. Io ho detto: Andrea, non è carino che l'autore del libro conduca l'incontro, dai, vengo io molto volentieri, anche perché di questo libro sono particolarmente orgoglioso. Poi 4 ore da Brescia a Padova il destino ha voluto che lo conducesse lui, e per fortuna, perché lo ha condotto, oltre che scritto, condotto benissimo. Io devo solo dire una cosa, cioè che sono davvero orgoglioso di essere l'editore di questo libro, perché si dice spesso che, come dire, non c'è il passaggio generazionale, che le seconde generazioni rovinano le imprese e così via. Vedere tanti casi in cui ci si riesce, o che si fanno, come dire, operazioni come queste che ci sono state raccontate questa sera, credo che sia innanzitutto confortante, che, come dire, eviti un luogo comune, ci nutriamo troppo spesso di luoghi comuni, e che comunque ci faccia riflettere, perché questo tema, al di là dei casi fortunati, poi ci sono tutti gli altri casi invece meno fortunati, sui quali bisogna cominciare ad agire in maniera, come dire, anche innovativa. Qualche settimana fa sono stato a un convegno organizzato da Beppe Milan con la Fondazione Capitale e Lavoro, dove lì si cerca una strada di coinvolgimento dei lavoratori nella vita dell'impresa, anche in chiave di passaggio generazionale. Non c'è mai una ricetta. La ricetta che è in questo libro è straordinaria. La ricetta che ci ha raccontato Paolo Carron è straordinaria, e se ne potrebbero raccontare 100 altre. Bisogna che inventiamo nuove ricette per non perdere un tessuto imprenditoriale straordinario come quello di questo territorio, e per farlo anche crescere culturalmente come le nuove generazioni sanno fare, perché ogni fase storica cambia il modo di fare impresa, e le nuove generazioni
mi pare che siano all'altezza, che studino, che si preparino e che abbiano anche imparato a raccontare, perché quell'esercizio che Andrea ha fatto fare di raccontarsi è un esercizio davvero importante, perché spesso noi facciamo delle cose e non riflettiamo mai sul perché lo facciamo. Dentro ce l'abbiamo magari, ma non sappiamo trasmetterlo, così come non sappiamo trasmettere qualche volta le emozioni, e Paola stasera credo che ce le abbia trasmesse, quelle che ha provato lei. Grazie davvero a loro, grazie a Roberta che ha curato l'edizione del libro, perché la nostra capo editor ha 23 anni, quindi siamo, diciamo, forse meno anche. No, ho indovinato, un po' di più, 24, ecco. Quindi, insomma, di questi giovani possiamo avere grande fiducia. Grazie davvero a tutti. Grazie. Quindi rompiamo ufficialmente le righe, direttore? Ok, allora grazie a tutti, grazie a Alice Pretto, grazie a Paola Carron e naturalmente al direttore che si è preso, insomma, l'onere o l'onore di pubblicare questo libro, e grazie a voi tutti che siete stati qui stasera e magari, non so, vi abbiamo incuriosito in questa... Ah sì, effettivamente, questa è anche una libreria, mi dicono. Grazie a tutti, buona Pasqua.